Questo è un emendamento che ho presentato in riferimento alla missione 1, quindi servizi istituzionali generali di gestione, che prova a declinare in maniera un po' più precisa non soltanto la questione collegata alla devoluzione di materie e competenze da parte dello Stato, ma in generale anche il percorso attraverso il quale noi come Regione intendiamo proseguire in questa richiesta, perché una delle critiche o osservazioni che vi abbiamo spesso rivolto è che il tema dell'autonomia e cioè della possibilità di aver delegato da parte dello Stato l'esercizio di alcune materie o di alcune competenze in realtà non è un auspicio fine a se stesso, ma è un processo istituzionale che avviene sulla base di quanto previsto dalla Costituzione. Quindi è il tema del fatto che quando parliamo di richieste di autonomia regionale stiamo esattamente dentro le previsioni costituzionali, in particolar modo quelle introdotte nel 2001 con la riforma della Costituzione, e che dobbiamo attenerci ad un percorso che è esplicitamente previsto proprio dall'articolo 116, che è quello che consente alle regioni che ne facciano richiesta di ottenere queste forme di autonomia. E dunque l'invito che vi invito a cogliere, scusate il gioco di parole, con questo emendamento è quello di cominciare a parlare di percorso verso l'autonomia in maniera un po' più concreta di come l'abbiamo fatta oggi. E quindi con l'emendamento mi limito semplicemente a constatare il fatto che appunto l'articolo 116 della Costituzione ci dice che per poter veramente ottenere l'autonomia, e dunque non fare soltanto slogan, proclami e bandierine, per ottenere veramente la delega ad esercitare materie o competenze statali a livello regionale, dobbiamo fare cosa? Dobbiamo far approvare una legge dello Stato a maggioranza assoluta dalla Camera e dal Senato. Cioè tutte le volte che noi diciamo che vogliamo il Veneto autonomo, dobbiamo sapere che per ottenerlo dobbiamo, vedremo poi con che meccanismo, mi pare di aver capito che il nuovo Ministro non vuole più seguire la strada della legge quadro generale, ma di cambiare meccanismo stipulando delle intese su richiesta della Regione con il Governo, e che comunque queste intese saranno oggetto di voto parlamentare. È ancora in discussione se sulla delega, o meglio sull'intesa, ci potrà essere un'attività emendativa dei parlamentari. Ciò su cui non si può discutere è che la legge, l'intesa tra Regione e Stato dovrà essere votata a maggioranza assoluta dei parlamentari, alla Camera e al Senato. Quindi dobbiamo aver presente che quando parliamo di autonomia dobbiamo avere la capacità di mettere in campo una proposta che persuada la maggioranza assoluta dei parlamentari a dirci di sì. E siccome la maggioranza assoluta dei parlamentari, purtroppo per fortuna, non è veneta, con questo emendamento mi limito a dire: poiché per ottenere l'autonomia, se la vogliamo ottenere veramente e non vogliamo invece solo scriverla sui programmi, dobbiamo convincere la maggioranza assoluta degli attuali parlamentari, si ritiene indispensabile costruire attorno alla proposta regionale nostra, tipica del Veneto, un'ampia condivisione nel Paese, nelle istituzioni, quindi nel Parlamento e nella società, per ribaltare un po' il paradigma, no? Che l'autonomia del Veneto sia un'autonomia contro altre regioni e che il principio autonomista, federalista, previsto dalla Costituzione, dal 116 terzo periodo, è un principio che vuole rafforzare le istituzioni attraverso il meccanismo di delega e non, come dire, mettere un'istituzione contro l'altra, le regioni del nord contro le regioni del sud. È chiaro che se noi vogliamo svolgere questa funzione di persuasione, dobbiamo mettere in campo una proposta che sia in grado di convincere anche i parlamentari non veneti o non del nord che questo meccanismo non è contro alcuni territori, ma può mettere tutti i territori nella condizione di lavorare meglio.
Quindi è un emendamento che prova a voler far uscire questo documento dalla teoria, vogliamo l'autonomia, eccetera, al bene. Abbiamo un governo che dichiara, almeno sulla carta, un pezzo del governo quantomeno, che quello è un obiettivo prioritario. Abbiamo un ministro che ha la delega a seguire questo percorso, che è già venuto in Veneto, ha già parlato con il governatore, con la giunta. Siamo nelle condizioni, mi pare che abbia dichiarato il ministro e Zaia che a gennaio si firmeranno le intese, eccetera, eccetera. Il punto è che se noi non ci rendiamo conto che una volta raggiunta l'intesa dobbiamo convincere la maggior parte dei parlamentari, e guardate, capite bene che non è, questa è una questione di natura istituzionale, quindi rispetto alla quale anche gli ordini di scuderia delle appartenenze partitiche valgono fino a un certo punto, ciò che prevale in questi casi è ovviamente la territorialità degli eletti. Allora, se davvero pensiamo che col nuovo governo, col nuovo ministro, col nuovo percorso che Calderoli ci ha illustrato, possiamo finalmente ottenere l'autonomia, dobbiamo sapere che dobbiamo convincere la maggioranza assoluta dei deputati e dei senatori. Quindi, con questa proposta di emendamento, chiedo di inserire dentro il documento di previsione politica anche le modalità, finalmente, con cui vogliamo ottenerla questa autonomia, che non sono quelle che si inventa Zaia, ma sono quelle previste dalla Costituzione.